Bentrovati con una nuova puntata di Face to Face, ovvero 7 domande per 7 risposte. Scopriamo oggi il nostro ospite, Francesco Tantillo. Ciao Francesco, ben trovato. Salve, salve. Cercheremo di capire quelle che sono le tue qualità al di là delle tue capacità sportive che sono considerevoli. Sei pronto? Prontissimo. Anche perché la prima domanda è un po' particolare. Essere troppo giovani nel mondo del calcio è conveniente oppure no? Essere giovani, no, a volte magari forse c'è più tempo per imparare, in modo che così quando si è più vecchi si può arrivare già in una situazione di situazioni importanti, ecco. Però è anche vero che è sempre molto impegnativo, molto difficile. Sempre sì, quello sempre. O si è giovani o si è vecchi, quindi la situazione è sempre impegnativa. È sempre molto impegnativa. Ma ci sono troppe invidie, secondo te, nel mondo del calcio dilettantistico, soprattutto siciliano? Allora, le invidie esistono ovunque. Quindi, Certe come volte si però suol sono dire, accentuate. sono accentuate perché soprattutto per chi fa bene. Quindi se tu fai bene sicuramente non sei visto alla grande, sei visto sempre in una situazione di qualcuno cerca di fare meglio di te e allora cerca sempre di tirarti il E piede. in questo caso tu come ti comporti? Magari cerco di tirarmi alla mia squadra e non ascoltare mai nessuno, per la mia strada, attenzione a non ascoltare mai nessuno e quindi di cercare di fare qualche macumba ogni tanto. Addirittura. Francesco, ma c'è stata mai qualche delusione da parte tua nei confronti di qualche dirigente? Sì, quello succede, può capitare, se è considerato che stai a contatto con tanti dirigenti, quindi a volte capita magari di rimanere deluso per qualche situazione un po' E come particolare. ti sei comportato? Che ho lasciato comunque cadere la cosa perché non sono il tipo sempre che cerco di attaccare qualcun altro, no, cerco poi di ponderare. Ma butti acqua, non butti fuoco. Mai buttare fuoco perché lo faccio sempre per il bene della società per cui lavoro, ecco. Ma come nasce un rapporto di fiducia tra un direttore sportivo e l'atleta che magari in quel momento fa parte della stessa società? Ma nasce con il tempo, perché devi comunque trasmettere e fare sentire quell'atleta anche importante. Quindi io mi curo sempre, sotto questo punto di vista cerco di fare sentire sempre i miei ragazzi importanti e soprattutto di non fare mancare nulla. La vita da direttore è una vita fatta anche di vittorie, fatta anche di sconfitte, ma nel caso di una sconfitta, cioè tu come vivi la tua sconfitta quando ritorni poi a casa? Ti racconto un aneddoto, no? Vai. C'è stato un periodo l'anno scorso dove praticamente con il San Giorgio Piana abbiamo fatto un paio di partite, una sconfitta, un pareggio, qualcosa, comunque un pochettino stava andando male, no? Quella squadra era abituata a vincere. Allora tutti si aspettavano che io arrivavo al campo per fare un pochettino di macello, come si suol dire. Invece ho comprato della carne, della salsiccia e abbiamo fatto una grande arrostita. Hai dato ancora più fiducia al progetto. E da lì siamo ripartiti. Questo per me significa il valore di squadra, ecco, perché magari la sconfitta ci sta, però sono convinto che delle sconfitte si tira fuori tanta esperienza e si cresce. In questo caso, dopo una sconfitta, il rapporto con la tua famiglia subisce Sì. delle variazioni umorali? Sì, me lo dice sempre mia moglie, perché arrivo a casa con un altro stato d'animo, cioè magari sono più predisposto a litigare. Quindi sì, subisce. La sconfitta è Quanto proprio... tempo ci vuole per smaltire una sconfitta a casa? Allora, se gioco di domenica, fino a martedì, perché il lunedì... Il tempo che ritorni di nuovo a parlare No, e perché il lunedì escono tutte le testate giornalistiche, no? Quindi si parla male di quello che è stato fatto il giorno prima. Quindi ma martedì si ricomincia. Qual è l'aspirazione di Francesco Tantillo? La mia ispirazione è quella di andare più in alto possibile, quindi guai se non fosse così. Chiaro. Quindi forse non sono solo io che... La mia però non è una domanda scontata, perché comunque spesso e volentieri in molti vedono un'aspirazione che va al di là di quello che è il lato sportivo, no? Alcuni invece hanno un'aspirazione magari personale, no, di famiglia. Per me stiamo parlando di calcio, attenzione. Sì, è anche vero. Quindi, sì. È anche vero. Io dico che per me la mia aspirazione è quello, spero un giorno di poter fare professionismo. Questo è quello che io... Quanto ci stai mettendo del tuo? Tanto, ci sto mettendo tutta la mia passione, soprattutto tutta nel mio piccolo la mia conoscenza. Questo sì. Chiudo con una battuta.
Ti sei sentito vero nel raccontare queste cose tue personali che vanno al di là di quelli che sono i risultati, le classifiche che ogni domenica invece devi vivere in prima persona? Sì, in realtà sono questo, quindi sì. Perfetto, grazie Francesco, Grazie a te. grazie per essere stato con noi qui nel nostro Face to Face che ritornerà ancora una volta presto qui con voi.